Allora, andiamo a vedere invece quelle che sono, diciamo così, le piazze, qual è il loro sentimento, come sentono la vicenda. Lo facciamo dai mercati, ne abbiamo girati un po' nelle città del Veneto, qui andiamo a vedere la situazione a Treviso. Stando a queste immagini non sembra impensierire i trevigiani il coronavirus. Come si vede al mercato, una sola persona oggi indossava la mascherina. In effetti, stando alle risposte, molti considerano improbabile un contagio. Io appena sorridere, ma sono appena uscito dall'ospedale e il virus è 30 km da qua, mi scusi, chi che non si mette la mascherina che la prende troppo facilmente la cosa. Preoccupati per l'infezione, è a 30 km da qua. Altro che, ci mancherebbe altro. E come mai non usa allora la mascherina? Ah, proprio non ho paura io, per queste cose, non ho paura, per l'amore di Dio. No, signora, ma non la vedo con la mascherina, non è preoccupata per l'infezione? Bisogna mettere anche la mascherina anche perché mi ho problemi respiratori, comunque speriamo bene, anche perché sti qua non sono andati in Cina, queste due persone. Appunto, ma perché non mette la mascherina allora? Perché mi manca ancora più respiro, problemi di respiro, mi sentirei a soffocare. Non è preoccupato? No, sono preoccupato per i bambini. Io sono grande, ho 86 anni, sono un bersagliere. Perché preoccuparsi? Beh, insomma, c'è un'infezione in corso. Sempre c'è in corso, c'è un'influenza di maiali, sempre c'è in corso. No, da noi non paura gente da Ucraina, per noi sempre da c'è noi, influenza. da noi C'è influenza, freddo, guerra, c'è tutto tosse, quanto. c'è tutto da noi. Noi moriamo abituati. sempre. Lei si è messa la maschera di carnevale, non la mascherina per l'infezione. No, fino al momento no. Ma perché non è preoccupata dell'infezione? Anzi, troppo preoccupata. E allora non era meglio se si metteva una mascherina sanitaria? Non l'ho messa perché sennò non era carnevale. Non è preoccupato per l'infezione? No, al momento no. Però è a 30 km da qua. Lo so, a Padova c'è il morto. Lo so. Però non sarebbe meglio mettersi una mascherina? Benazzi dice... Non si trova più le mascherine, non ne c'è più neanche il commercio. Ma perché no, quando si mette la mascherina qua a Treviso? Perché Non c'è nessuno, guarda, tutto il mercato che ho girato, non ho visto nessuno con la mascherina. Sì, sono preoccupato, ma oggi sabato penso che un domani andrò a sciare al Col Margherita. La preoccupazione invece è, ma sono con gli amici e riprenderò questi pensieri lunedì. Per il momento voglio gustarmi questo weekend. Quindi diciamo la mascherina la mette a lunedì? Per la mascherina lei lo sa già, ma io le ripeto, le farmacie sono sprovviste. Anche volendo andare a comprare la mascherina non esiste. Sono stato nella mia farmacia a Possagno, perché io abito a Possagno, e sono introvabili. Non resta che sperare bene. Fatalisti trevigiani, insomma. Sì, abbastanza. Abbastanza. Buona giornata. Noi parliamo adesso di proprio farmacie, come diceva quest'ultimo signore, la difficoltà che molti hanno avuto di trovare mascherine, di trovare i liquidi per disinfettarsi le mani. La nostra Chiara Gaiani a Padova ha visto un cartello, abbiamo esaurito le mascherine, però potete entrare in questa farmacia e vi daremo alcuni consigli. E allora, incuriosita, naturalmente c'è entrata, vediamo. Silvia Bonazzi, farmacista di questa farmacia, siamo in centro a Padova. Voi avete finito le mascherine? Finite le mascherine, finiti i gel igienizzanti alle mani, qualcosa ancora arriva forse di salviettine disinfettanti, però comunque sì, siamo ormai in rottura di stock di quasi tutto. Ascolti, è stato un assalto continuo stamattina? Stamattina sì, al limite della psicosi direi. Perché questa cosa dice lei al limite della psicosi? Perché è giusto che ci sia un po' di precauzione, è giusto che ci sia della prevenzione, però ricordiamoci che l'importante è mantenere le difese immunitarie elevate e le norme igieniche che vanno rispettate sempre per qualsiasi tipo di virus. Ecco, voi non state indossando mascherine o guanti o cose di questo tipo? Le dirò la verità, stamattina io avevo la mascherina perché sono convalescente da un po' di influenza e ho un po' di tosse residua. Avevo la mascherina, è stata molto mal percepita dal pubblico, quindi l'ho tolta. Però appunto per un discorso di educazione alla popolazione invece andava tenuta.
Allora adesso che tipi di consigli state dando a chi entra chiedendo lumi, magari molto spaventato? Allora, le corrette norme igieniche ribadiamo, quindi lavarsi le mani spesso, indossare eventualmente qualcosa sì di protettivo per il viso, che non possa essere anche una sciarpa o cose di questo genere, perché comunque l'istinto di toccarsi il viso e di portare le mani sporche al viso è molto frequente, quindi è più frequente di quanto pensiamo. Quindi una sorta di protezione va bene attuarla. Poi evitare luoghi affollati se non strettamente necessari e proteggersi, ma proteggere anche se stessi, cioè gli altri da se stessi. Quindi una buona regola da imparare sarebbe quella di tossire nell'incavo del gomito invece che sulle mani, proprio perché con le mani poi si tocca dappertutto. E poi alzare le difese immunitarie. Sappiamo che i fermenti lattici, cioè un intestino integro, blocca i virus, sappiamo che ci sono dei prodotti che alzano le difese immunitarie, quindi cerchiamo di intervenire anche in questo modo, insomma. Insomma, questo un po' un racconto di dei consigli che si chiedono appunto ai farmacisti, che non hanno certamente il potere di fermare il virus, ma perlomeno danno dei consigli su come presentarsi più in forma possibile qualora naturalmente si contrasse non solo questo virus, ma questo vale ovviamente per qualsiasi genere di influenza, di quei generi meno preoccupanti che, lo ricordiamo, essere in corso, e in molti casi saranno semplicemente influenze che però sappiamo anche le influenze possono virare in forme piuttosto gravi, piuttosto serie, in soggetti insomma particolari. Questo è un virus che però, diciamo, come ben sapete, non ha grandi conoscenze per quanto riguarda appunto grandi conoscenze per quanto riguarda la casistica, essendo un virus purtroppo nuovo e mancano elementi insomma per poter avere tante certezze terapeutiche, poi non ci sono proprio. Abbiamo visto quindi le precauzioni quotidiane, quelle fatte dalle persone, ci sono precauzioni che vengono prese anche per quelle che sono le aggregazioni umane, che possono essere di natura ludica, ovvero molti campionati minori e non minori stanno saltando, questo l'hanno fatto per prudenza, molti sindaci, tra poco ne parleremo, hanno deciso per scopo prudenziale, soprattutto delle città più grandi, di non permettere proprio per via precauzionale i carnevali. Per esempio è avvenuto a Padova con Prato della Valle, non si terrà, è avvenuto a Vicenza, molti altri comuni hanno scelto, qualche comune è andato invece controcorrente e ha deciso di farlo lo stesso. Precauzioni che prende la Chiesa, un po' varie diocesi hanno preso delle decisioni, vediamo qual è la decisione a Treviso. Chiese aperte, funzioni regolari, ma con qualche attenzione. L'effetto coronavirus si fa sentire anche nelle nostre parrocchie. Dalla diocesi di Treviso nessuna comunicazione particolare ai parroci, tenuti però costantemente informati sulle indicazioni sanitarie stabilite dalla Regione. Di certo quelle di domani saranno comunque delle celebrazioni eucaristiche velate da una maggiore attenzione per evitare i possibili contagi, con alcune semplici precauzioni, come quelle previste da Don Adelino Bortoluzzi nella parrocchia trevigiana di Santa Maria del Rovere. Domani dirò alle persone che vengono in chiesa che consegnerò l'Eucaristia nelle mani, prendete e mangiate, quindi perché non ci siano equivoci. In un secondo momento dirò anche che lo scambio della pace, se qualcuno ha paura, si può fare anche con un bellissimo sorriso, gli uni verso gli altri. Quindi non bisogna avere paura, però diciamo così, prevenire è meglio che curare. Beh, la prevenzione è logica ed è razionale, perché le inquietudini che creano queste notizie sono inquietudini su cui non si può fare a meno di pensarci. Allora, virus, ci sono molte prese di posizione politiche, chi attacca il governo, chi ritiene che il governo attaccato sia stato attaccato in modo strumentale, in modo da vero e proprio sciacallaggio, insomma, diciamo nulla di nuovo sul fronte della politica italiana, questo nulla di nuovo però fa sì che proprio siccome non c'è nulla di nuovo, noi non ne parliamo proprio né
di chi dice bianco né di chi dice nero, perché a nostro avviso qui c'è da concentrarsi su un concetto di unità, di sforzi della nostra comunità, qualsiasi colore rappresenti, proprio per avere qualcosa di veramente efficace che possa fare da barriera, rallentare il virus e magari iniziare a pensare a un concetto di fragilità e di nostra solidarietà che può fare bene a tutti. Molto spesso si dice dalle crisi possono uscire cose buone, magari un nuovo concetto di rispetto delle regole, di solidarietà, di voglia di fare, insomma. Naturalmente questo era quello che si proponeva Ilaria Capua in un articolo molto bello che diceva, insomma, è il momento di agire come comunità tutti assieme. Qualcosa da dire ce l'ha invece, però qui la sua voce ci interessa perché si tratta comunque di uno scienziato, stiamo parlando del professor Burioni, che ha qualcosa da dire proprio su come i virologi della domenica, così li chiama, hanno affrontato, hanno pontificato senza averne le qualifiche sul virus stesso. La notizia che speravamo di non dovervi dare è arrivata. Il virus è in Italia. È arrivato come? Come avevamo già detto, come avevamo già previsto, dalla Cina. Una persona è arrivata dalla Cina, sana, ma era in periodo di incubazione, è andata a cena con un italiano e l'ha infettato. L'italiano ha infettato altre 2 persone. Quindi, prima di tutto, questo ci fa capire quanto fossero sbagliate alcune, declamazioni tranquillizzanti di certi politici nei giorni scorsi. Non bisogna prendere questa cosa alla Carlona e la quarantena delle persone che tornano dalla Cina è l'unico modo di bloccare l'arrivo di questo virus. Arrivo ulteriore, perché oramai sicuramente un virus c'è. E seconda cosa, dobbiamo tentare appunto di far sì che da questi primi casi non ne nasca una catena di contagi. Per questo seguiamo le indicazioni sperando che questa volta i politici non si abbandonino alla solita faciloneria tranquillizzante che caratterizza anche alcuni virologi della domenica che pensano di capire tutto di virologia dopo al massimo un esame che hanno sostenuto nel secondo anno. Gli esperti dicono questo da tempo, gli esperti indipendenti, e quindi niente panico, però prudenza e attenzione. È un piccolo passo che il virus è riuscito a fare, ma non dobbiamo concedergliene altri. Allora, quali passi si stanno facendo proprio perché non sia il virus a fare altri passi, come diceva Burioni? Ebbene, a questo punto risentiamo in maniera piuttosto estesa quello che dice la dottoressa Roberta Russo, che è la responsabile proprio di questo settore della sanità in Veneto. Abbiamo situazioni epidemiologiche differenti, abbiamo un cluster, quindi un insieme di casi che si sono verificati nella comunità di Vo e quindi le precauzioni che abbiamo, le disposizioni che abbiamo dato sono quelle di un'osservanza e di evitare quelli che possono essere tutti i contatti pubblici evitabili, in modo tale da evitare la diffusione, visto che abbiamo appunto questo cluster. Diversa invece è la situazione che si è verificata a Mira, dove allo stato attuale abbiamo un solo caso clinico e naturalmente si stanno svolgendo tutte le indagini. Quindi la definizione dei quadri epidemiologici è in continua evoluzione, dipende molto da questo lavoro che stanno facendo i dipartimenti di indagine epidemiologica, sia per capire qual è stata la fonte di esposizione, quindi il caso indice, sia per capire insomma come eventualmente modulare le osservazioni che diamo. Pertanto le osservazioni che abbiamo dato al momento al comune di Mira sono quelle naturalmente di stare in uno stato di attenzione, di evitare dove è possibile insomma soprattutto le aggregazioni, gli eventi privati che possono portare a un insieme di persone che stanno in comunità ristrette, però per il resto di intensificare invece quelle che sono le precauzioni standard per le infezioni ospedaliere e questo l'abbiamo mandato anche come indicazione per tutti i comuni del Veneto e quindi non soltanto per questi 2. L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un decalogo che comunque è anche sul sito della Regione dove spiega benissimo quali sono le cose che devono essere fatte per evitare le infezioni. A questo la trasmissione delle infezioni respiratorie, a questo abbiamo aggiunto che in tutti
i punti di negozi, supermercati, palestre eccetera siano disponibili le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, perché questa è la principale misura che limita la diffusione dell'infezione. Per questo abbiamo con Azienda Zero fatto degli ordini straordinari, quindi i comuni avranno il supporto delle aziende ULSS per disporre di questo tipo di soluzione. Abbiamo, visto che parliamo di approvvigionamenti, anche con Azienda Zero, aumentato gli ordini per quanto riguarda i test che dovessero rendersi necessari, quindi i test diagnostici per i virus e anche naturalmente i tamponi e altri dispositivi di protezione individuale. Quindi al momento, come ha detto il Presidente, stiamo aspettando che ci siano delle indicazioni nazionali in modo da non penalizzare nessun territorio e di avere un analogo comportamento per quanto riguarda tutte le regioni. Intanto io vi ricordo che questa sera alle 21:15 su Rete Veneta abbiamo un focus speciale proprio realizzato da Luigi Bacialli che è incentrato sui primi casi di coronavirus in Veneto e naturalmente su quello che è un sentimento, diciamo così, che alberga nella nostra regione in questi difficili giorni. Quindi questo è l'appuntamento di un focus che in genere, come sapete, il sabato non c'è, ma questa volta c'è un focus straordinario da questo punto di vista con il direttore Luigi Bacialli. Cosa ha detto il Premier? Come sapete il Consiglio dei Ministri straordinario presso la Protezione Civile, credo che sia tuttora in corso perché non vedo particolari novità da questo punto di vista. Sentiamo cosa aveva detto il Premier Conte, naturalmente poi ci aggiorneremo non appena ci sono le notizie che arrivano dal Consiglio dei Ministri che daranno sicuramente delle indicazioni più precise, forse più stringenti da parte del governo stesso e dopo ci colleghiamo nuovamente in diretta con Schiavonia. Confermiamo, in Italia abbiamo assunto le misure di massima precauzione e comparativamente rispetto ad altri paesi, anche paesi a noi vicini, continuano ad essere misure, diciamo, di massimo livello precauzionale, quindi francamente non è questo il momento per sollevare queste perplessità o per rimproverarci alcunché. C'è semplicemente da mantenere un costante monitoraggio, una costante disponibilità, se del caso, a rivedere queste misure per incrementarne ancora più l'efficacia. È quello che stiamo facendo e siamo disponibili addirittura ad adottare ulteriori misure ove necessario. In questo momento possiamo rassicurare la popolazione, i cittadini che ci ascoltano, che abbiamo adottato misure per isolare e mettere in quarantena tutte le persone che sono venute in contatto con i casi certificati positivi di coronavirus, con i pazienti certificati positivi. Lavoriamo con il massima volontà di esprimere la massima efficacia operativa. Questo naturalmente è quello che diceva il Premier Conte, però in attesa naturalmente delle ultime novità. Vi ricordo la situazione attuale è quella di 59 contagiati, 2 sono le vittime, 46 sono i casi in Lombardia, tutti gli altri sono in Veneto con l'esclusione di 1 a Torino e 1 a Roma, quindi questa è la situazione attuale. Noi ci fermiamo per una pausa, poi torniamo con le altre nostre edizioni dei telegiornali che naturalmente sono sempre in diretta e sempre incentrati su questa edizione straordinaria che fa da filo rosso di conduzione di tutta la nostra programmazione odierna.